Ma moltissimi, molti ragazzi come voi non ce l'hanno fatta. Molti miei amici, Noemi, Matteo, Paolo, tutti amici come me. Erano tutti bravi ragazzi come me. Buongiorno, oggi l'Istituto Comprensivo Ercole Patti di Trecastagna ha dato la possibilità ai nostri studenti della scuola secondaria di primo grado di assistere a uno spettacolo altamente formativo sulla violenza, dedicata alla violenza contro il bullismo, il cyberbullismo e ha toccato anche temi importanti come l'uso o l'abuso delle droghe, dell'alcol e del fumo. Ringrazio davvero di cuore il luogotenente Salvo Troina della Polizia Postale che ha portato questo spettacolo di circa un'ora che ha coinvolto anche emotivamente tutti i presenti con immagini e con la recitazione di due bravissimi attori. Un ringraziamento sentito va anche all'amministrazione di Trecastagni che grazie ai fondi donati dalla prefettura si spende in queste azioni di prevenzione per la popolazione scolastica. Dobbiamo continuare a lavorare e trattare questi temi con continuità ed è proprio per questo che anche il giorno 21 avremo un incontro per i genitori, sempre su questi temi, per coinvolgerli e cercare di avere una partecipazione attiva anche al controllo dei social che usano i propri figli. Non illuderti di poter cancellare quello che hai postato. Postare qualcosa su un social network è come scrivere con un pennarello indelebile. Paura, no, niente paura.